Carissimi amici, bentornati a Cucina, Natura e Poesia. Oggi vi faccio vedere, cioè lo facciamo insieme, la verdura mista, spontanea, di campo, bellissimo d'Abruzzo, strascinati, cioè rifatti con peperoncino, aglio e olio, ok? Se fate caso, io ho inserito per fare un contenitore così di verdura, io l'ho fatta prima sbollentare, ok? Faccio cuocere solo con acqua. Se vedete nel precedente video potete vedere come il procedimento, ok? Qui io ci inserisco soltanto 2 agli tagliuzzati, che possono essere già tolti adesso perché sono cotti, almeno non li facciamo bruciare perché l'olio è forte, ho messo la fiamma altissima in effetti, e lasciamo cuocere invece l'aglio in camicia e i peperoni secchi piccantissimi, ok? Quindi queste le togliamo, abbasso la fiamma perché in effetti ho esagerato con la fiamma, togliamo l'aglio altrimenti perde il sapore, poi si sa di bruciato, non va bene, ok? Facciamo cuocere, e io con la fiamma sostenuta a volte non va bene, qui abbasso un po' la fiamma e faccio cuocere. Anche l'aglio in camicia io lo tolgo poi perché non c'è bisogno, cioè l'aglio così fritto, questo aglietto va benissimo. Facciamo cuocere bene anche il peperone e l'aglio in camicia e poi le tiriamo fuori. Cottura anche l'aglio in camicia e il peperone lo togliamo assolutamente dalla pentola, altrimenti si bruciano, e le possiamo condire con un pizzico di sale, ok? Adesso aggiungiamo il peperone trito doppio, piccante o dolce come preferite, ok? Facciamo cuocere leggermente, facciamo cuocere al punto giusto e poi rovesciamo parte di quella verdura che avete visto prima, ok? E così abbiamo, ecco, se volete potete aggiungere altre verdure oppure a piacimento. Questo è il metodo di nonno Peppino, che a me piaceva davvero tanto e piace tuttora, e quindi quando ho la possibilità lo rifaccio. Questo piatto andrebbe accompagnato con le sarde fritte e con soprattutto la pizza di grano duro, ma quello è un passaggio fondamentale che faremo a parte qualche volta, ok? Io al momento vi lascio e vi auguro buon pranzo innanzitutto e buona giornata a tutti voi. Quindi possiamo farlo cuocere, basta pochissimo perché la verdura già è sbollentata, il fritto già l'abbiamo raggiunto e quindi possiamo dire che il piatto è ben servito, ok? Lo copriamo, lo lasciamo riposare, ok? Buona giornata a tutti voi, ciao!